Mancano medici e così sono sempre di più gli anziani che anche per piccoli malori vanno in pronto soccorso. L'ULSS 7 e l'ULSS 8 hanno accessi al pronto soccorso in numeri molto elevati, circa 120.000 l'anno. Il 54 di questi 54% sono codici bianchi. Accessi che riguardano soprattutto gli anziani che ricorrono spesso al pronto soccorso anche per piccoli malori, che preferiscono andare in ospedale invece che rivolgersi al proprio medico di base. È uno dei dati del sindacato pensionati CGIL di Vicenza, che affronta il tema anziani e servizi sociosanitari. Significa una mancanza di risposte nel territorio, la mancanza di una sanità territoriale. Un focus sulle priorità degli anziani, le loro necessità e le strutture sanitarie del territorio. Si parla anche di anziani non autosufficienti e della carenza di personale che riguarda RSA e centri diurni. Mancanza di infermieri, mancanza di medici, mancanza di operatori sociosanitari che prendano in carico l'anziano. Questo è legato anche ad una politica salariale che il governo, che è il vero datore di lavoro di queste persone, non mette in atto. Il sindacato dei pensionati chiede una vera politica di sostegno rapportata all'indice di invecchiamento che riguarda anche la provincia di Vicenza. A fronte di una crescita del numero di anziani, ci sarà una parallela crescita del numero di anziani soli, con circa metà dei nostri pensionati che già adesso ha pensioni sotto i 1.000 euro.